Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. A come Agricoltura vi dà il benvenuto. Quest'oggi la nostra troupe si è spostata ai piedi del Pollino. Siamo infatti a Castrovillari, ospitati nel convitto, all'interno del convitto del IPSEOA, per parlare del tartufo nero di Calabria, organizzato infatti dall'Associazione Micologica Tartufi e Tartufai del Pollino e delle Serre. Assieme ed accanto al tartufo oggi si parlerà anche di olio d'oliva e di vino magliocco. Tartufo, olio e vino, i tre protagonisti della giornata. Insieme a me Massimino Magliocchi dell'Associazione Olivicola Cosentina e del consorzio IGP Olio di Calabria, ma soprattutto abbiamo accanto il presidente dell'associazione promotrice di questo evento, l'Associazione Micologica Tartufi e Tartufai del Pollino e delle Serre, il dottor Mario Galima. Buongiorno dottor Galima, oggi quindi si parlerà di profumi, di sapori di questo territorio e soprattutto del tartufo nero, una manifestazione che ha una sua storia già. Questa è la quinta edizione. Noi ogni anno ci rivolgiamo agli istituti alberghieri del territorio, perché la nostra è un'associazione che si prefigge innanzitutto di promuovere tutto ciò che è importante e interessante per il territorio, sia dal punto di vista commerciale, dal punto di vista economico, scientifico, perché noi studiamo anche i tuberi, quindi i funghi, i ipogei, quelli che nascono sottoterra. E quindi siamo anche affiliati all'Unione Micologica Italiana. Io personalmente mi onoro di far parte del direttivo nazionale. Da questo ne deriva anche l'attività di divulgazione a livello scientifico e a livello anche pratico, perché abbiamo tra di noi il professore Manfredi, che è un esperto gastroenologo, studioso, giornalista del Sole 24 Ore. Quindi diamo questo supporto con 2 seminari quest'anno che abbiamo tenuto qui all'Alberghiero, appunto per promuovere il tartufo nero del Pollino. La giornata dedicata al tartufo è anche sostenuta soprattutto dall'Associazione dell'Olivicola Cosentina. Tra l'altro il prodotto, l'olio, è sempre stato un abbinamento quasi naturale del tartufo. Certo. Non è un caso che l'olio, appunto, l'olio extravergine che noi produciamo, parte che secondo me è il migliore che abbiamo proprio a livello nazionale, non dico. E poi abbiamo stretta questa partnership con l'olivicola in tutte le nostre manifestazioni, cioè quando noi siamo presenti automaticamente sono presenti gli sponsor che abbiamo. Oltre all'Olivicola Cosentina abbiamo la Celimarro, che è un'ottima azienda che produce dell'ottimo magliocco, vitigno autoctono, sempre qui a Castrovillari. E poi abbiamo Ferrocinto per lo spumante, insomma abbiamo collaborazione con Slow Food, abbiamo collaborazione con la Proloco per gli spettacoli, ci invitano dappertutto, davvero. È diventata, noi siamo nati nel 2013. Ebbene, in 5 anni i nostri confini si sono allargati a livello nazionale, se mi consente. Cioè, noi abbiamo fatto una manifestazione a Reggio Calabria quest'estate per il tramite del Peperoncino Jazz Festival, con il quale abbiamo collaborazione. Io, quando ho bisogno di fare una serata anche a tema musicale, per esempio, avremo un evento internazionale l'anno prossimo
al quale siete già invitati come televisione e lei come giornalista, dove ci saranno 150 micologi da tutta Europa, dagli Stati Uniti. Vengono qui nel nostro territorio per studiare la biodiversità applicandola poi a quella che è la micologia, quindi in tutti i sensi. E beh, questo è un palcoscenico internazionale, voglio dire, serve a fare cultura. Dobbiamo capire che dobbiamo preservare anche da noi stessi, se non innanzitutto da noi stessi, il territorio, perché c'è scempio, c'è dappertutto, c'è ignoranza, c'è ignavia, c'è tutta una... Sono mortificato io quando giro in montagna e vedo buste di plastica dappertutto. Vabbè, oramai siamo sensibilissimi a questo e cerchiamo di sensibilizzare anche col nostro aiuto, col nostro contributo, con queste riunioni, con i seminari dei ragazzi, cioè bisogna dirgli le cose perché i ragazzi recepiscono e come, poi mettono in pratica. Allora se facciamo cultura della prima cosa. Ecco, lei parlava prima di un territorio, questo del Pollino, dal Pollino alle Serre, un territorio molto vasto, vocato anche al tartufo. Sì, è vocato dal Pollino alle Serre, perché le serre indicano, fosse stato solo del Pollino sarebbe stato troppo ristretto. Le serre perché andiamo al di là. Non a caso l'Ente Parco è pure dall'altra parte, in Basilicata, dove noi abbiamo collaborazione con le altre associazioni, c'è una sinergia anche di intenti e di operato. È tutta una cosa che non ci dobbiamo fermare alla nicchia, cioè dobbiamo preservare la nicchia solo per quanto riguarda il tartufo e tutti gli altri prodotti che possono essere che sono del territorio e che dobbiamo preservare. Noi per il tartufo non possiamo avere l'IGP perché non è un prodotto coltivato, un prodotto dell'agricoltura, è un prodotto spontaneo, però possiamo avere, e dobbiamo farlo come stiamo facendo, dobbiamo lanciare dal punto di vista commerciale il nero di Calabria, del Pollino. Per quale motivo? Perché non esiste il bianco d'alba. Esiste adesso perché sanno che negli anni, nei decenni, no, hanno sempre commercializzato d'alba, è diventato bianco d'alba, ma se no non esiste in natura. Per cui se il nero di Norcia non esiste in natura, esiste il tubero melanosporum, che è quello pregiato, che ha quella zona è vocata a questo tipo di tartufo. Noi abbiamo il tuber unginatum châtain, che è questa zona a produrlo e lo produce con delle, secondo me, non sono un micologo esperto, ma voglio dire, lo produce con delle caratteristiche che gli altri non hanno, quindi preserviamo, valorizziamolo. Mo si parla molto di microfiliere, quella del tartufo è una che è da parte della regione, sta cavalcando questa tigre insieme ad altri certamente, ma il tartufo, valorizziamolo. Poi la regione si faccia promotrice di regolamentazione, andiamo pure ad incrementare quella che è la guardiania, la vigilanza, l'esame per la cerca del tartufo, rendiamola più come dire, più rigida o più consona a quelle che sono le condizioni in questo momento, cioè non facciamolo diventare una passeggiata, no, noi vogliamo gente che sia responsabile anche del territorio dove va a cercare il tartufo. Gli animali, i cani vanno trattati per come, guardi, sarebbe da fare non voglio fare una lectio magistralis, però sapeste quante non c'è cultura ancora.
Un prodotto quindi che va tutelato, non può essere coltivato, lo dicevamo, per essere poi apprezzato. Parliamo anche, accenniamo alla cucina, leggendo il menù si vede che sono stati coinvolti, oltre all'olio e il vino che sono gli altri due protagonisti della giornata, c'è il coinvolgimento comunque di ulteriori prodotti territoriali, guardavo il vino, il riso, la liquirizia, ma anche il caciocavallo. Sì, sì, sono tutti prodotti nostri del territorio, perché insieme a noi, voglio dire, sono ripeto, uno dei nostri punti cardine nello statuto è la promozione del territorio e quindi dei prodotti che ne derivano. Poi per quanto riguarda il tartufo, adesso si inizia a coltivare, a tentare di coltivare pure il tartufo con degli impianti, con piantine micorizzate, che però hanno bisogno del loro tempo per crescere e per produrre. Noi abbiamo un progetto con l'Ente Parco Pollino al quale noi andremo ad incrementare le tartufaie naturali. Ci ha dato un terreno per poter fare questi esperimenti, perché abbiamo tra i nostri partners anche l'Università dell'Aquila, l'Università di Bologna. Quindi ci stiamo attrezzando, insomma. Noi ci teniamo al territorio e quindi salvaguardiamolo, questo è il mio appello. In tutte le sue manifestazioni bisogna conoscerlo di più, bisogna amarlo di più e automaticamente viene anche poi la salvaguardia. A Scuola di Tartufo tra il Pollino e le Serre oggi incontriamo uno dei, come possiamo dire, maggiori esperti sull'arte di come avvicinarsi e trovare, cercare quindi questo tartufo. Franco Tomaino ci ha appena portato dei tartufi, possiamo dire, freschissimi. Quanto tempo possono avere questi tartufi? Ma questi tartufi sono raccolti in giornata stamattina, perché la cerca del tartufo si fa la mattina molto presto, anche perché è un prodotto molto ambito, quindi ormai sono in tanti i cercatori. Arrivare prima è sempre una marcia in più. I tartufi si possono conservare anche 15 giorni, tenuti in frigorifero con della carta assorbente, in un vaso di vetro, ben chiuso, anche perché l'aroma del tartufo è molto gradevole, però poi tutti i cibi andrebbero a impregnarsi di questa aroma che è abbastanza penetrante. Allora, prima di parlare delle caratteristiche, io ho detto anni, forse ho esagerato, ma per arrivare a questa grandezza il tartufo quanto impiega? Il tartufo ha un ciclo di diversi mesi, impiega diversi mesi a crescere, poi nel momento in cui le condizioni climatiche sono favorevoli emana il suo profumo. E quindi è il profumo la prima, diciamo, guida che ci fa avvicinare al luogo poi dove viene ritrovato? Esattamente, il profumo è talmente inebriante che tutti gli animali selvatici se ne cibano. Il tartufo, questa cosa è bellissima perché il tartufo è nato per essere mangiato, completa il suo ciclo biologico con la digestione degli animali. Deve per forza emanare questo profumo da rendersi appetibile e tutti gli animali selvatici se ne cibano. Quindi stiamo parlando di animali selvatici, ma il cane da tartufo esiste? Certo che esiste, il cane da tartufo esiste e si fa avvicinare al tartufo sin da piccolissimo e si innamora di questo aroma, di questo profumo e qualche volta se ne ciba pure durante la cerca, qualche pezzetto gli resta in bocca e ne è molto ghiotto. Ah, quindi anche i cani mangiano il tartufo, quindi lei fa uso, come dire, di questo animale per cercarlo oppure va da solo in montagna? Non si può fare a meno del cane, io vado coi cani, in Calabria ne è concesso portarne 2, vado coi cani, il cane sente il tartufo, lo scava e lo segnala, poi se è lontano lo scava e lo porta al portatore, altrimenti se è vicino gli do l'ordine di fermarsi e vado a completare l'escavazione io. E come avviene questa ricerca? Come parte la sua giornata alla ricerca del tartufo? Beh, la mia giornata parte molto presto, la mia sveglia è alle 3:30 di mattino, arrivo sul posto quando comincia ad albeggiare e da lì inizia tutto, inizia in quel momento che è il momento migliore in quanto l'umidità è bassa, localizza di più gli odori.
Ecco, non le chiedo ovviamente i luoghi perché quelli sono, diciamo, dei segreti professionali, chiamiamoli così, ma ci sono delle caratteristiche proprio del territorio, cioè un tipo di vegetazione piuttosto che, appunto lei parlava di umidità, un'esposizione piuttosto che un'altra per favorire poi la nascita e la crescita del tartufo? Certo, di luoghi non ne parleremo, però parliamo di territori. Il tartufo cresce sui terreni calcarei. In base alle percentuali di calcare presenti nel suolo possiamo avere alcune varietà anziché altre, in base all'esposizione alcune varietà anziché altre e l'altitudine determinante. Alcuni tartufi maturano a livello di collina, dal livello del mare fino alla collina, altri in alta montagna. Questo l'uncinatum è un tartufo di alta montagna. Quindi ha parlato di diverse varietà, quante ne ha catalogato lei, quante ne ha trovate lei? In Calabria ne abbiamo delle 9 varietà commerciali. In Calabria ne abbiamo 8 più 2 in quanto altre 2 varietà sono state aggiunte al calendario di raccolta in Calabria, perché è stato riscontrato che in Calabria abbiamo altre 2 varietà di tartufi commestibili. Allora, intanto l'odore lo inizio a sentire anche io, è abbastanza forte e intenso, ma nello stesso tempo delicato, non è così stucchevole, però diceva c'è il rischio di contaminare gli altri cibi se tenuto in frigorifero e non chiuso. Esattamente, allora intanto si dice che il tartufo racchiude in un unico frutto tutti i sentori del bosco. Ogni persona che si avvicina ad annusare il tartufo riesce a percepire qualcosa di diverso, ogni volta che lo annusa riesce a percepire una fragranza diversa. Possiamo parlare di fragranze tipo di quercia piuttosto che di terra, piuttosto che di muschio, oppure non lo so, me le sto inventando? No, non avete inventato, ma è così. Alcuni tartufi ad alcune persone possono dare sentori di quercia, di legno, di bosco, di fiori, di nocciola, di frutta tostata, diciamo tutti i sentori della natura. Lei lo cerca soltanto, lo mangia e lo apprezza anche a tavola? Lo mangio in una settimana, diciamo che molte volte. E allora le chiedo qual è secondo lei il modo migliore per gustare appieno il tartufo? Allora, il tartufo va gustato nel modo più semplice possibile. Diciamo che il piatto più antico del mondo, sul quale viene grattugiato il tartufo è l'uovo al tegamino, che poi ognuno ha delle versioni diverse, con una fonduta di caciocavallo di podolica, con un po' di guanciale sopra, però l'uovo al tegamino è un classico. E quindi è anche il suo piatto preferito? Decisamente sì. Quanto se ne può trovare, diciamo, in una giornata? Ma diciamo che dipende dai cani e dal cercatore. Può andare male con pochi etti o nulla, o può andare bene anche con quantità abbastanza gratificanti. Allora, un'ultima domanda: come per i funghi esistono delle regole anche nella raccolta per non diciamo, desertificare poi quel territorio dalla produzione successiva di ulteriori funghi? Per il tartufo esistono delle regole? Assolutamente sì. Il cane quando scava la buca va ricoperta, non va allargata la buca con nessun mezzo meccanico. Io personalmente, quando si sbriciola il tartufo nel terreno, perché il cane magari scavandolo tende a toccarlo e a graffiarlo, quelle briciole le raccolgo in mano e le diffondo nell'ambiente, perché anche questo significa rilasciare spore nel territorio. Siamo in compagnia del professor Giuseppe Cersosimo dell'Istituto Ipseoa di Castrovillari, insieme a lui 2 allievi alla sua destra e alla mia sinistra, per parlare proprio della cucina e del protagonista di questa giornata, il tartufo, ma anche di un abbinamento storico che è quello del tartufo insieme all'olio d'oliva. Sì, sicuramente noi abbiamo elaborato questi piatti che sono stati rivisitati un pochino tenendo conto delle peculiarità, quindi dei prodotti di nicchia del territorio. Abbiamo creato questo menù utilizzando sì, chiaramente il tartufo che è l'attore principale, ma abbiamo utilizzato l'olio d'oliva insieme al tartufo perché si combinano bene, sono sicuramente elementi che faranno chiaramente parlare di sé all'interno del nostro territorio. Ecco, il tartufo che non ha bisogno di essere esaltato per essere apprezzato, come pure l'olio d'oliva che solitamente invece è un esaltatore anche di profumi e di sapori. In questo caso che olio dovremmo usare? Olio extravergine d'oliva che produciamo chiaramente nel nostro territorio, che è ottimo come prodotto, sicuramente superiore a molte regioni italiane, quindi
ci sono delle aziende che producono veramente ottimi oli, quindi utilizzare olio sicuramente calabrese e prettamente olio, non utilizzare altre sostanze grasse nella preparazione degli alimenti. Oggi un menù ricco, vede il tartufo in più piatti, dall'antipasto alla secondi ovviamente. Che cosa ci riservate? Noi abbiamo voluto un pochino creare questo menù tenendo conto un pochino anche dei prodotti e della stagionalità degli alimenti, quindi abbiamo fatto un tortino con della ricotta di Campotenese utilizzando delle verdurine d'inverno, quindi delle verdurine croccanti d'inverno, e li serviamo su una fonduta di formaggi sempre territoriali in due versioni, una con lo zafferano giallo di Cassano e l'altra in una versione bianca solo di fonduta. Poi come primi piatti serviamo un riso di Sibari chiaramente, con all'interno del caciocavallo podolico e della liquirizia per decorazione, perché abbiamo voluto anche tener conto della liquirizia di Rossano. L'altro primo è un fagottino di una crepe chiaramente farcita con dei formaggi e dei cardongelli di Campotenese. La serviamo chiaramente abbinandola a dell'olio extravergine d'oliva che abbiamo utilizzato per condire questa crespella e dei formaggi canestrati del territorio. Ecco, cosa possiamo chiedere ai due allievi? Il tartufo come vi è sembrato come prodotto per la realizzazione dei vostri piatti? Beh, è sembrato prima di tutto un prodotto del nostro territorio molto raffinato e molto ricercato nella zona e diciamo in tutto il territorio italiano. Poi ovviamente abbiamo la fortuna che i nostri professori ci fanno maneggiare anche prodotti pregiati del nostro territorio e ci offrono delle opportunità che ci servono per la nostra carriera, per la nostra vita culturale. Olio, tartufo, ma anche il vino? Il vino cerchiamo sempre di associare ai nostri prodotti e ai nostri piatti un vino del nostro territorio, usando dei vini bianchi, degli ottimi vini bianchi, vini rossi o anche rosati, che andiamo ad abbinare con ognuno delle nostre preparazioni e per esaltare la prelibatezza e la stagionalità dei prodotti che utilizziamo. Oggi avete scelto il Magliocco. Sì, è un vino prodotto nei nostri vigneti nella piana di Froscineto e nelle piane di Castrovillari, ed è un vino novello, buono, che esalta tutte le preparazioni che noi abbiamo preparato per questa grande manifestazione, che siamo orgogliosi di rappresentare la nostra scuola come tutti gli anni sui tartufi. E allora grazie anche per il vostro contributo. Tu sei? Alessandro Di Tommaso. E tu? Nicola Laitano. Di quale classe? Si chiamano classi, no? Giusto? Sono della quinta e della quarta A, scusate. Tutte e due della quarta A dell'Ipseo di Castrovillari, grazie. Luca Mazzotta è un cuoco all'interno del convitto dell'Ipseo qui a Castrovillari ed è specializzato in pasticceria. Oggi che cosa proveremo? Allora, qua stiamo preparando, abbiamo fatto delle cupolette che ora metteremo a congelare con una crema dentro alle noci e la adageremo su una sablé cotta in forno sempre al tartufo. Poi insieme lui ha montato una millefoglie all'arancio e faremo insieme una salsa agli agrumi sotto, sempre per stare in tema. Quindi tartufo insieme agli agrumi, a Med, non ho sbagliato. Come è stata realizzata questa millefoglie? Allora, questa millefoglie è all'arancia, abbiamo fatto la base della crema e poi abbiamo estratto il succo d'arancia, l'abbiamo mischiato con la panna e abbiamo questo risultato qui. Com'è lavorare accanto ad un maestro pasticcere? È bello, impari molto. Servirà nel futuro. E mentre i piatti sono in elaborazione noi ci fermiamo un momento per dare la linea alla regia per la pubblicità. Tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.
Il dirigente scolastico dell'Alberghiero di Castrovillari è da 5 anni che segue questa manifestazione, accompagna questa manifestazione. Che cosa porta a questo istituto una manifestazione come questa? Ma la manifestazione come questa è la conclusione di un progetto che noi facciamo con l'associazione di Tartufi e Tartufai, perché è preceduto da una serie di incontri che l'associazione fa con i nostri alunni per conoscere il tartufo, per lavorare anche in cucina con i docenti di enogastronomia sul tartufo. Quindi i ragazzi arrivano preparati a questo evento con delle esercitazioni che si svolgono nei nostri laboratori. Sono 5 anni che noi facciamo questa attività, diciamo che è nata un po' con me questa attività e spero che continui, e intercetta ogni anno dei gruppi di ragazzi diversi, perché noi lo destiniamo ai ragazzi di quarta e quinta e ai ragazzi del corso serale dell'ultimo anno, per cui ogni anno noi formiamo nuovi ragazzi con la conoscenza di questo prodotto, che possono acquisire anche delle professionalità che gli possono essere utili poi nel mondo del lavoro, ma soprattutto servono a conoscere un prodotto del Parco del Pollino, un prodotto tipico della nostra zona, che come tutti gli alberghieri lavoriamo sul territorio e sulla valorizzazione dei prodotti. Quindi questo è, diciamo, un filo che unisce in qualche modo le generazioni dei ragazzi di quarto e quinto, e poi è un servizio fatto anche al territorio, cioè di promozione del territorio, oltre che di rapporti con l'associazione, che ci porta comunque una ventata di quello che c'è fuori dalla scuola all'interno della scuola. Dirigente D'Amico, appunto, lei parla del territorio, e gli stessi ragazzi che ho sentito all'interno della cucina parlavano di questo prodotto, il tartufo, per quanto importante, anche un prodotto molto delicato. Per lei invece quanto è importante questo rapporto con il territorio, ad iniziare dai prodotti ma a finire anche con le associazioni come quella dei Tartufi e Tartufai? Certo, il rapporto col territorio per una scuola professionale, soprattutto anche con la riforma della scuola dei professionali, ormai è un rapporto che si deve consolidare. Non può vivere un istituto alberghiero in un territorio se non ha dei rapporti stabili con l'economia del territorio, e noi siamo in un territorio che è quello da una parte del Parco del Pollino, dall'altro delle ultime propaggini della pianura di Sibari, dove c'è anche un'agricoltura di qualità. Quindi i nostri rapporti col territorio non si limitano al tartufo, noi abbiamo rapporti con tutte le aziende, le associazioni di prodotti agricoli del territorio. Noi lavoriamo con Campoverde, lavoriamo con Ferrocinto, tanto per fare dei nomi, lavoriamo con tutte le aziende del distretto di qualità della Sibaritide, e quindi lavoriamo per promuovere questi prodotti, perché i nostri alunni capiscano che fare ristorazione non significa fare semplicemente degli interventi di trasformazione, ma bisogna partire dal territorio, perché è il territorio poi che dovrebbe generare posti di lavoro. Ora, la ristorazione è un segmento molto particolare. Probabilmente noi quando facciamo un viaggio ci ricordiamo di quello che abbiamo mangiato, di cosa abbiamo mangiato, e quindi ci leghiamo anche al ricordo del viaggiatore, al ricordo del turista, per cui siamo degli operatori di promozione del territorio, ma non possiamo lavorare fuori dal territorio. Noi come scuola siamo sede di un polo tecnico professionale che raggruppa 50 partner tra operatori economici, aziende e scuole, quindi proprio perché crediamo a questa promozione, a questo rapporto tra scuola e territorio, ci siamo sobbarcati anche l'onere di un polo tecnico, che è una cosa molto faticosa dal punto di vista amministrativo. Gianfranco Manfredi, un volto e un nome noto nel campo dell'enogastronomia regionale e non solo. Oggi parliamo di tartufi. Come lo vogliamo raccontare questo prodotto e questo territorio, ovviamente? Al solito è un problema classico della Calabria, bisogna farlo riconoscere, il valore di questo territorio e dei prodotti di questo territorio custodisce. Il tartufo è, diciamo, l'ultimo prodotto, la ciliegina sulla torta
di un mondo dell'enogastronomia che è cresciuto moltissimo per quanto riguarda i vini, per quanto riguarda gli extravergini, per quanto riguarda la cucina, e a questo punto mancava proprio un prodotto che è prezioso come il tartufo, chiamato anche il diamante dei boschi, anche per il prezzo molto alto che raggiunge, soprattutto nelle grosse pezzature. La Calabria custodiva questo segreto, i boschi calabresi dal Pollino all'Aspromonte hanno una ricchezza straordinaria anche di tutte le tipologie di tartufo, solo che ancora in Italia e nel mondo si parla del tartufo d'Alba. E allora bisogna far riconoscere la qualità e il valore del tartufo calabrese, che è non solo la ciliegina sulla torta dell'enogastronomia calabrese, ma anche dell'ambiente, perché il tartufo è anche l'indicatore del valore del territorio, della salubrità del territorio. Quindi, malgrado la Calabria sia purtroppo conosciuta per cose negative come le discariche, come il mare sporco a volte d'estate, oppure le famose navi dei veleni, invece ha dei ampi lembi di territorio che sono incontaminati, e solo lì nasce, cresce, si sviluppa e diventa così buono il tartufo, che è la cartina al tornasole della salubrità del territorio, del valore di questo territorio. Bisogna accendere i riflettori sul tartufo, perché così accendiamo i riflettori sull'enogastronomia calabrese e anche sul valore dell'ambiente che ancora si conserva. Ecco, accendere i riflettori sull'enogastronomia calabrese vuol dire anche parlare di olio d'oliva, lo accennavi prima, abbiamo fatto anche dei grandi passi avanti sulla produzione dell'olio. Oggi a che livello siamo? Abbiamo altissimi livelli. L'olio, direi che i nostri produttori hanno fatto davvero miracoli, perché partivamo dall'olio lampante. La Calabria era conosciuta come la produttrice di olio che serviva per illuminare le città del nord Europa, che serviva per fare il sapone a Marsiglia. Adesso invece quell'olio puzzolente che con le olive che si raccoglievano dalla terra è diventato una cosa preziosissima, di grandissimo valore, così come nel vino, anche nell'olio si sono riscoperte le cultivar autoctone, ne abbiamo tantissime preziose, ci sono 3 DOP in Calabria. Le prime 2, il Bruzio e il Lamezia, sono fra le prime riconosciute in Europa, poi è nata quell'Alto Crotonese, e poi c'è l'IGP Calabria, che quindi copre tutto il territorio regionale, e speriamo venga corretta la legge per imporre l'imbottigliamento in Calabria, perché attualmente la legge consente l'imbottigliamento fuori regione, quindi sottrae alla Calabria quel passaggio che è l'imbottigliamento, che poi costituisce quello di maggior valore, perché è lì che si guadagna di più. Insomma, tante volte i nostri produttori sono costretti a vendere a prezzo molto basso, prodotto anche buono, e poi il guadagno lo fanno altri, lo fanno in Toscana, lo fanno in Liguria, e purtroppo basta guardare la mappa del settore produttivo dell'olio per capire cosa succede. Abbiamo 2 regioni come la Toscana e la Liguria che producono pochissimo olio, ma hanno la più alta concentrazione delle aziende che imbottigliano, e poi abbiamo la Puglia, la Calabria e soprattutto, ma anche la Sicilia, che hanno il record della produzione ma ai minimi termini l'imbottigliamento. Allora è facile fare un'equazione e capire che il nostro olio si imbottiglia da altre parti. Ecco, abbiamo imparato a fare l'olio, abbiamo imparato a fare il vino in questi ultimi decenni, eppure di che cos'altro c'è bisogno per far capire al consumatore quanto è importante anche la qualità? Siamo in un istituto alberghiero, abbiamo bisogno di bravi interpreti del territorio, cioè di chef, ma anche di direttori di sala, che siano in grado di far capire agli avventori, ai clienti, e non solo calabresi ovviamente, che questi prodotti possono raggiungere alte vette di qualità. È facile fare qualità con le aragoste diciamo cose che costano moltissimo, ingredienti che costano moltissimo. In Calabria bisogna far capire che si possono raggiungere alte vette di qualità anche con i prodotti più umili, più semplici, che poi sono l'anima della cultura calabrese. Domenico Pappaterra, presidente del Parco del Pollino. Dunque il tartufo, un prodotto di questo comprensorio che potrebbe, come dire, essere anche sfruttato, tra virgolette ovviamente, per valorizzare ancora una volta questa terra, questa parte di Calabria. Sì, devo dire che è un prodotto sul quale stiamo mettendo in campo ogni sforzo per provare a certificarlo e a caratterizzarlo come prodotto tipico e di qualità del territorio del parco, al pari di altri prodotti che ormai hanno avuto grandi riconoscimenti, le DOP o presidi slow food,
melenzana rosti, il fagiolo bianco, il peperone di Senise, il vino moscato di Saracena, la lenticchia di Mormano, cioè c'è una gamma di prodotti che ormai ha varcato, come dire, la soglia della certificabilità. Oggi si sta lavorando sul tartufo anche con questo rapporto che c'è con le associazioni, proprio perché riteniamo che sia sul versante calabrese che in alcuni comuni del versante lucano di questo grande territorio del parco questo prodotto si stia molto affermando. Ovviamente noi vorremmo, insieme all'ARSAC, insieme naturalmente a qualche università che possa di fatto fare anche un lavoro di ricerca scientifica, provare a vedere come in tempi anche ragionevoli questo prodotto, come dire, possa finalmente diventare un prodotto che abbia una il marchio di qualità di questa grande area ambientale e territoriale. Ovviamente poi scatta il secondo discorso che lei faceva, che è quello di come anche attraverso la valorizzazione dei prodotti si mette in campo una capacità di attrazione anche sul piano turistico. Io posso dire alla vostra emittente che il Pollino, questo nostro territorio, è scelto da una gamma diversificata di turisti. Chi viene da noi ci viene per la natura in primo luogo, ci viene per il turismo sportivo, ci viene per i grandi borghi che abbiamo, i piccoli grandi borghi, 5 dei quali sono nella rete dei borghi più belli d'Italia, ma c'è una gamma che ci sceglie quasi il 15% per i nostri prodotti di qualità e quindi poter annoverare nella nostra lista o poter mettere nei nostri ristoranti anche questo prodotto certificato sarebbe un grande vantaggio. In ultimo, fatemi dire che una grande mano ce la sta dando anche questa scuola, questo storico istituto alberghiero di Castrovillari, perché ogni anno anche attraverso il lavoro dei suoi alunni, tra l'altro fatemelo dire è una scuola che ha sfornato chef importanti che oggi hanno varcato anche hanno valicato sia la Calabria che il nostro paese, dicevo ci sono dei ragazzi e degli alunni che anche nella giornate come queste poi riescono a presentare e a cucinare questo prodotto, a utilizzarlo nella cucina, come dire, anche con grande sapienza e con grande qualità. Quindi abbiamo messo su questo sodalizio che speriamo possa andare avanti. Peraltro anche oggi sarà utilizzato olio che è stato messo a disposizione dalle associazioni olivicole e quindi da questo punto di vista facciamo un discorso che allarga gli orizzonti dal Pollino a tutta la nostra regione. Ecco, abbiamo parlato di scuola, abbiamo parlato anche del Parco Nazionale. Per le associazioni, lo diceva prima Mario Galima, quanto è importante la vicinanza degli enti? Ma non voglio dire che è fondamentale, ma soprattutto su questo territorio lo è, per una ragione. Noi non dimentichiamo che in questi anni la revisione istituzionale e amministrativa ha cancellato le comunità montane, ha depotenziato le province, per cui in un territorio vasto come questo nostro, il territorio del Pollino ha un'estensione quasi di un'intera provincia, è evidente che per le associazioni, per i sindaci, il parco diventa comunque un punto di riferimento. Poi in questo caso ancora di più perché stiamo parlando della valorizzazione di una filiera e di promuovere tutta la parte economica del nostro parco attraverso l'esaltazione di produzione di qualità, quindi un po' come dire si sposa appieno con la mission di un ente come il nostro che se da un lato deve preservare e tutelare la flora, la fauna, l'ambiente in generale, quella che viene chiamata la tutela della biodiversità, dall'altro lato deve provare a valorizzare anche quello che questa nostra terra e questo nostro territorio offre. Quindi le associazioni che operano in questo campo hanno la nostra vicinanza ad ogni livello e in ogni direzione proprio perché noi riteniamo che sia un rapporto di reciprocità. Loro ovviamente hanno bisogno del parco perché solo il nostro marchio di fatto fa esplodere il valore di una produzione, ma se posso dirlo è una reciprocità anche per il parco, perché quando ci sono sul territorio associazioni che lavorano in maniera così importante, anche per noi è un valore aggiunto. Gianfranco Manfredi diceva che il tartufo è un prodotto sinonimo di qualità dell'ambiente. Quanto è importante ancora tutelarlo questo ambiente? Ma d'altronde l'ha detto Gianfranco Manfredi, ma mi pare che questo tema della tutela dell'ambiente ormai sia diventato centrale
non nelle politiche nazionali, ma ormai è diventato un tema planetario. È chiaro ed è evidente che un territorio come il nostro, come dicevo prima, nella sua mission questo è il valore fondamentale. Ce l'ha detto anche Papa Francesco, voglio dire, noi dobbiamo fare in modo che quello che ci è stato lasciato in eredità dal Creato possiamo noi eventualmente anche lasciarlo intatto alle future generazioni. Il tartufo è un prodotto che si coniuga bene con la tutela, nasce e si sviluppa in territori che sono assolutamente incontaminati. Il pollino, se posso dirlo, anche a differenza di altri parchi italiani, presenta ancora tratti di selvaggitudine straordinari, proprio perché ci sono molti luoghi che non sono stati mai avvicinati anche dall'uomo, e quindi da questo punto di vista io credo che forse qui più che altrove, come diceva Manfredi, si coniughi bene questo sodalizio tra il tartufo ed una tutela ambientale che abbiamo tutti il dovere comunque di preservare e di sviluppare anche per gli anni a venire. A scuola di tartufi tra il Pollino e le Serre, oggi ancora una volta insieme al tartufo appunto c'è protagonista come sempre l'olio d'oliva. Ma sì, certo, perché si parla delle eccellenze calabresi e in particolar modo le eccellenze di questo territorio del Pollino, che è un territorio molto ricco dal punto di vista enogastronomico, di specialità incredibili. Ovviamente il primo fra tutti è il tartufo nero del Pollino, ma anche tante altre specialità come per esempio l'olio IGP di Calabria, il vino Magliocco, e poi nel Pollino si sa i latticini, le patate, le lenticchie. Sono tutto un paniere di prodotti enogastronomici che potrebbero rappresentare effettivamente una grande ricchezza per il territorio e promuovere uno sviluppo enogastronomico, un turismo enogastronomico interessante e rapportato alle eccellenze di queste esperienze che noi abbiamo. Io non mi stancherò mai di ripetere quello che è successo nelle Langhe in Piemonte, dove a fronte della valorizzazione del tartufo bianco delle Langhe, del tartufo bianco di Alba nella precisione, si è sviluppato un turismo incredibile. Da tutto il mondo vanno lì per assaggiare, diciamo, i piatti preparati con questo tartufo. Ovviamente c'è anche una grande storia enologica in Piemonte, perché è la zona del Barolo, quella è la zona del Dolcetto, quindi diciamo effettivamente. Però noi che stiamo cominciando con 30-40 anni di ritardo rispetto a quel territorio delle Langhe, possiamo, non dico recuperare, ma partire per indirizzarci, diciamo, verso questi obiettivi. Adesso abbiamo questo tartufo nero del Pollino che diciamo, ha bisogno di essere divulgato, ha bisogno di essere conosciuto, ha bisogno di essere caratterizzato, perché è caratterizzato sì dal punto di vista botanico, sappiamo che è il Tuber runcinatum, però non l'abbiamo caratterizzato dal punto di vista gastronomico. Per questo io credo sia necessario fare un plauso a questi tipi di iniziative che vengono intraprese qui nella zona di Castrovillari, però secondo me hanno anche bisogno di fare un salto di qualità, non può essere limitata in una zona localistica, deve essere proiettato almeno verso il mondo nazionale e quindi dovrebbe essere coinvolgente anche la maggior parte degli chef e degli gastronomi italiani, in maniera tale da creare una comunicazione, da far conoscere, da divulgare questo prodotto, perché per moltissimi è sconosciuto. Ecco, stiamo sentendo il rumore dei piatti e qui sono quasi pronti con il menù degustazione. Il tartufo tra l'altro è un prodotto già abbastanza particolare, è stato abbinato un magliocco. Che tipo di olio possiamo abbinare? Ma io penserei a un fruttato leggero, non mai a un fruttato intenso, perché già il tartufo di per sé, diciamo, ha dei fortissimi sentori, intanto c'ha un flavor, un profumo particolare, anche il sapore estremamente forte, e quindi andrebbe in contrasto con un olio
fruttato intenso, mentre invece un olio fruttato leggero penso che sia l'ideale per poterlo legare, e in questa zona abbiamo dei riferimenti precisi per questo tipo di olio, come per esempio l'olio di Dolce di Rossano oppure l'olio della Castanese, che sono oli fruttati leggeri e che secondo me si sposano molto bene con i prodotti gastronomici a base di tartufo. In chiusura il dottor Massimino Magliocchi, che qui oggi rappresenta l'IGP Olio di Calabria, con anche l'associazione olivicola cosentina, sostiene questa iniziativa, ospiti nell'alberghiero di Castrovillari, e i nostri produttori sono ovunque, anche qui in questa zona. Beh sì, certo, la IGP comprende tutto il territorio della nostra regione. L'IGP sicuramente è un marchio importante appunto per valorizzare quelli che sono i nostri prodotti, e noi oggi qui vediamo che questo abbinamento olio d'oliva con tartufo è veramente un binomio vincente, non fosse altro per il valore che esprime il tartufo, un'altra delle eccellenze del nostro territorio, e le nostre sicuramente quelle che devono essere impegni, volontà a far conoscere sempre meglio il prodotto, ma il prodotto attraverso il territorio, attraverso quella che è l'enogastronomia, attraverso quelli che sono i sapori, attraverso quello che è la nostra storia, la nostra cultura. Quindi un binomio che può essere per un territorio come è quello della Calabria, che di prodotti ne ha tantissimi di eccellenze, per cui puntare una collaborazione anche con le scuole alberghiere. Noi ci stiamo puntando tanto, ci crediamo, abbiamo creduto da tanto in questa attività con le scuole alberghiere, perché con gli chef l'abbinamento dei prodotti della nostra terra, l'abbinamento di questi prodotti di eccellenza che esprimeranno con le ricette che gli chef creeranno un ottimo polo di attrazione per quella che è la nostra Calabria. Ecco, sì, si diceva anche durante questo convegno sul tartufo, l'olio d'oliva comunque compare in tutti i nostri piatti, non si può assaggiare una lenticchia di questo territorio senza l'olio d'oliva, e lo stesso tartufo l'abbiamo provato poc'anzi, un semplice patè di tartufo senza l'olio forse avrebbe assunto un altro sapore. Ma abbiamo avuto modo di apprezzarlo tantissimo, proprio questo abbinamento che è stata un'esaltazione di entrambi i prodotti, cioè si sono veramente valorizzati a vicenda, e questo è uno degli ottimi segnali di quello che è e vuol dire un prodotto di qualità, un prodotto di eccellenza, che dà veramente quella esaltazione giusta, valore del nostro territorio. Noi dobbiamo sforzarci in questo, dobbiamo fare molto di più, dobbiamo anche cercare di organizzare quegli itinerari enogastronomici che così faranno conoscere bene e meglio quella che è la bontà delle nostre produzioni. Il nostro sforzo non può che essere, al di là della collaborazione con gli istituti alberghieri, anche uno sforzo a far valorizzare sempre più il nostro prodotto con la collaborazione di ricercatori, del mondo della medicina, dei nutrizionisti, che loro esalteranno ancora meglio e specificheranno sempre più quelli che sono i valori di questi prodotti, valori salutistici e organolettici indispensabili a quella che è la nostra quotidianità e il nostro mangiar sano. Ecco, penso che i minuti a nostra disposizione sono terminati, siamo ancora nel pieno delle feste, delle festività, da parte di Acome Agricoltura un augurio a tutti i nostri telespettatori, l'appuntamento è per la prossima puntata, grazie.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!